Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Buonasera a tutti e benvenuti a questa ultima giornata del girone B del campionato di Serie B. Questa sera si affronteranno la squadra di casa, la Rucker Sanve, e la squadra ospite Orzi Nuovi. Per la squadra di casa questa sera il quintetto base è formato dal numero 15 Muner, dal numero 12 Masocco, dal numero 8 Rossetto, dal numero 9 Carlesso e dal numero 4 Fazioli. Per la squadra ospite Orzi Nuovi entreranno il numero 2 Piunti, il numero 8 Valenti, il numero 16 Canzi, il numero 17 Cantone e il numero 20 Ruggero. La Rucker Sanve arriva da una vittoria molto importante nel campo di Iseo, molto vicina in classifica, e sono 2 punti guadagnati con forza e determinazione per riuscire nella lotta per la salvezza. Orzi Nuovi invece è prima in classifica a pari merito e quindi è in una situazione di classifica molto più agevole. L'arbitro alza la palla 2, palla in mano a Orzi Nuovi, porta sul pallone Cantone che prova subito a passa subito il pallone al numero 16 Canzi, sotto per il numero 2, numero 16 Canzi prova la tripla, sbaglia, il rimbalzo a Fazioli che subito porta sul pallone, passaggio per Masocco. Questa sera ricordiamo intanto che il capitano Pindal Pos è infortunato e quindi non pervenuto in campo. Il nuovo capitano è Rossetto, Rossetto con il numero 8. Intanto ha provato una tripla Daniele Masocco, sbagliandola, ha preso il rimbalzo per Orzi Nuovo Ruggero che è partito in contropiede ma fermato da un fallo di Andrea Muner ed è il primo fallo personale, il primo di squadra. Cantone porta subito sul pallone per Orzi Nuovo, passaggio al numero 16 Scanzi e di nuovo al numero 17, un pick and roll con un buon pick and roll con il numero 8 Valenti che si conclude con 2 punti facili al tabellone. Riparte subito però il Rucker Sanve con un pick and roll tra Masocco e Muner, fuori per Calesso, la tripla di Calesso sbaglia e riparte il rimbalzo di Piunti che parte subito facile in contropiede, non viene fermato da nessuno, 2 punti alla tabella anche per Piunti, facile però in questo caso non viene fermato da nessuno della squadra di casa del Rucker Sanve. Masocco, come in un'inedita posizione di playmaker, riceve un passaggio consegnato da Callesso, pick and roll con Muner, passaggio fuori a Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli che si trova chiuso, passa fuori a Rossetto che prova la tripla, sbaglia ancora, però buon rimbalzo di Carlesso che si trova in posizione di post basso contro Piunti, prova l'1 contro 1 Carlesso, buon movimento di Carlesso, 2 punti sbagliati però da Carlesso che riprende subito il suo rimbalzo, riprova a tirare Carlesso, sbaglia ancora Carlesso, rimbalza del numero 17 Cantone che riparte in contropiede, bravo Fazioli a fermare il contropiede e a giocare in difesa schierata. Piunti per il numero 16 Scanzi che prova a tirare da 2 ma sbaglia, anzi interferenza, quindi vengono dati 2 punti a Orzi Nuovo. Time out chiamato da coach Volpato, 6-0 il parziale per Orzi Nuovi, 7 minuti e 56 alla fine del primo quarto. Dentro in campo le 2 formazioni, nessun cambio per la Rucker Sanve, altrettanti nessun cambio per Orzi Nuovo che deve difendere la prossima azione con Muner che si prepara la rimessa dal fondo. Orzi Nuovi sembra preparare una difesa molto alta ma che Masocco riesce a superare facilmente, allora cerca di creare un'azione Masocco, passaggio a Muner sbagliato, troppo alto e palla persa da Masocco, brutto passaggio questo, non si sono capiti con Muner e quindi palla persa e Cantone allora porta sul pallone per Orzi Nuovi, difeso molto bene da Fazioli. Cantone sempre col pallone in mano, il palleggio vivo, pick and roll, il passaggio sotto al numero 8 Valenti che però non vede il pallone e lo tocca e lo butta fuori, rimessa dal fondo per la Rucker Sanve. Muner per Fazioli, Fazioli porta sul pallone, passaggio fuori a Masocco che la riesce a controllare
si allarga, pick and roll con Carlesso, fuori per Rossetto, ancora per Fazioli che prova la tripla, sbaglia, cerca di prendere il rimbalzo, Carlesso non ce la fa, Piunti alla meglio su di lui, Cantone. E per Scanzi che prova l'1 contro 1, passaggio fuori, ancora Piunti che prova la tripla, primo ferro, sbaglia il rimbalzo di Masocco che parte subito in contropiede, prova a velocizzare l'azione, deve rallentare però non ci sono scelte, allora pallone imposto per Carlesso, fuori per Muner, ancora per Fazioli, Rossetto sotto per Muner, 1 contro 1 di Muner contro Piunti che gli tocca il pallone, la butta fuori, la riprende Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli, 5 secondi sul tabellone dei 24, fuori per Rossetto, 1 contro 1 Rossetto, prova il tiro, viene stoppato da Piunti che rallenta l'azione di attacco, si ferma, passaggio per Ruggero che prova la tripla dall'angolo, segna 3 punti, anzi 2 punti, aveva il piede sulla linea, 2 punti per Ruggero, 8-0 per Arzinuovo. Rucchersanve in difficoltà, non riesce a trovare la via del canestro, allora Masocco, Carlesso in post basso, 1 contro 1 contro Piunti di Carlesso, primo fallo fischiato dagli arbitri a favore della Rucchersanve, fallo commesso da Piunti ai danni di Carlesso, primo fallo personale di squadra. Sarà rimessa dal fondo per la Rucchersanve. Sei minuti alla fine del primo periodo di gioco, sempre 8-0 per Orzinuovi, 1 contro 1 intanto di Masocco che viene fermato da Ruggero che gli tocca il pallone e la butta fuori, altra rimessa dal fondo per la Rucchersanve, 11 secondi sul tabellone dei 24 per questa azione d'attacco dei padroni di casa, ancora pallone per Masocco, fuori per Fazioli, Carlesso ancora consegnato a Fazioli, Rossetto in post basso per Muner per buon passaggio per Masocco che segna 2 punti facili al tabellone, libero da sotto, i primi 2 punti di questa serata per la Rucchersanve dopo 4 minuti e mezzo dall'inizio della partita. Allora Cantone per Ruggero, pick and roll con Valenti, ancora Ruggero palla in mano, nuovo pick and roll con Piunti che questa volta sbaglia e il pallone non riesce ad arrivare nelle mani di Piunti, palla persa, rimessa dal fondo per la Rucchersanve, Fazioli col palleggio vivo passa a Rossetto, passaggio per Masocco, buona lettura di Masocco che però non trova la precisione nel passaggio e quindi palla persa recuperata da Arzinuovi a Ruggero, e fallo commesso intanto da Masocco a proprio ai danni di Ruggero. E arriva il primo cambio per la Rucchersanve e esce Muner ed entra Varaschin. Cantone ancora con la palla in mano, passaggio a Ruggero, però prova il passaggio sotto a Valenti, recuperato da Carlesso che la passa a Fazioli per Carlesso di nuovo a Masocco, pick and roll con Carlesso, ancora fuori a Fazioli che fa un palleggio, se resta tira da 2 punti per Fazioli dalla media, 4-8 il punteggio a favore della squadra ospite. Cantone ancora con la palla in mano per Piunti, ancora per Ruggero 1 contro 1 contro Masocco, buonissima difesa, non permette il tiro, non tocca neanche il ferro, ma rimbalzo di Orzinuovi, allora attacco facile di Scanzi che batte in 1 contro 1 Rossetto e appoggia a tabellone 2 punti. Tanto dall'altra parte del campo Masocco attacca forte proprio Scanzi che deve commettere fallo, secondo fallo di squadra e primo personale parte di Scanzi e sarà rimessa laterale per la Rucchersanve. Carlesso per Masocco, pick and roll con Carlesso, ancora fuori la linea tra Carlesso, 1 contro 1 di Varaschin, buon 1 contro 1, stoppata di Valenti, gran stoppata di Valenti che fa partire subito il contropiede con Piunti che rischia di perdere il pallone, la riceve nelle mani Scanzi che prova ancora l'1 contro 1, il tiro che prende 2 volte il ferro e poi esce, rimbalzo di Rossetto per Fazioli che prova il passaggio
che prova il passaggio a Carlesso e questa volta Fazioli perde troppo facilmente il pallone, però dall'altra parte Scanzi sbaglia il tiro da sotto e la Ruckers può ricostruire l'azione. È un momento molto confusionale della partita e per questa ragione Ruggero, che recupera il pallone, decide di rallentare i ritmi dopo l'ordine del coach. Ruggero con molta calma crea un doppio pick and roll con i compagni di squadra, poi riesce a passare facile il pallone in post per Valenti, che si gira e poi segna 2 punti facili al tabellone. Il punteggio è 12-4 per Orzinuovi. Intanto Carlesso in mezzo angolo, 2 punti per Carlesso, il suo tiro facile, altri 2 punti per Carlesso, che nell'ultima partita è stato l'MVP della partita con 21 punti e 9 rimbalzi e referto. Grandissima partita da parte di Carlesso. Valenti, tanto sotto canestro, subisce fallo in attacco Rossetto, fallo di Piunti, che per liberarsi allarga il braccio e commette fallo. Due cambi per entrambe le squadre. Per Orzinuovi esce Ruggero e Piunti ed entrano Bona e Zambon. Per la Ruckers entrano Barbon e Antelli ed escono Fazioli e Muner. Antelli, proprio il nuovo entrato, il playmaker, porta sul pallone, passaggio per Varaschin, consegnato per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, si arresta, tira da 2 Masocco, sbaglia, però prende il rimbalzo Varaschin, buon rimbalzo di Varaschin che prova a tirare al volo ma subisce fallo. Saranno 2 tiri liberi per Varaschin, quarto fallo di squadra per Orzinuovi, fallo commesso dal numero 11 appena entrato Bona, primo fallo personale. E 2 tiri liberi allora per Varaschin, si prepara proprio lui al primo tiro libero. Primo il tiro libero va a segno, 1 su 1 per Varaschin. Preparati al secondo tiro libero, Varaschin sbaglia, 1 su 2 per Varaschin, gira sul fallo il pallone ed esce, rimbalzo, passaggio lungo per Valenti che cerca l'acrobazia da sotto canestro e sbaglia, allora contropiede subito per Ruckers, ancora Varaschin, 2 punti per Varaschin, 3 punti di seguito per il giovane ragazzo 98 della Ruckers. Cantone ancora con la palla in mano, passaggio al numero 11 Bona, che arresta il palleggio e deve passarla, la riesce a passare a Valenti. Valenti prova l'1 contro 1 ma commette doppio palleggio e quindi palla persa da Valenti, il capitano. Altro cambio sia per Orzinuovi che Ruckers. Per Orzinuovi esce il numero 17 Cantone ed entra il numero 23 Touré. Per la Ruckers esce Masocco ed entra Michelin. Antelli chiama un gioco e porta sul pallone. Varaschin per Carlesso in punta, fuori per Michelin. Michelin per Barbon, riesce a ricevere palla anche se non perfettamente. Allora palla ancora Michelin, Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin, si gira bene Varaschin, il tiro corto, sbagliato ma recupera proprio lui rimbalza. Varaschin passa fuori ad Antelli, ancora 11 secondi da fine dei 24. 1 contro 1 di Antelli che subisce fallo da parte del numero 23 Mohamed Touré. Saranno 2 tiri liberi per la Ruckers, precisamente per Antelli. La Ruckers deve ancora entrare in bonus, mancano 1 minuto e 23 alla fine del primo periodo di gioco. Orzinuovi ormai ha 5 falli di squadra commessi, quindi ampiamente in bonus. Il primo tiro libero tocca 3 volte il ferro ed esce, 0 su 1 per Antelli. Si prepara a tirare il secondo tiro libero. Antelli con molta calma, molti palleggi, prova il tiro, segna 1 su 2 per Antelli, meno 2 Ruckers, rimessa per Scanzi.
Pallone per Bona che porta sul pallone, viene raddoppiato dai giocatori del Rukersanve, riesce a trovare Touré però che trova molto bene Valenti che segna 2 punti facili del tabellone. Non molto bene riuscita questa specie di pressione del Rukersanve. Intanto l'arbitro richiama il coach di Orzinuovi che evidentemente ha protestato un po' troppo nell'ultima occasione, chiedeva un fallo ai danni di Valenti non fischiato dall'arbitro, quindi primo richiamo per l'arbitro, scusate, per l'allenatore di Orzinuovi, e palla in mano a Rukersanve come era anche prima. Antelli per Barbon, doppia uscita per Michelin, 1 contro 1 sul fondo di Michelin, passaggio buono a Barbon che sbaglia, 2 punti facili Barbon, intanto prova ad andare veloce in contropiede Scanzi che però commette l'infrazione di compagnata e quindi palla recuperata ancora una volta persa da Orzinuovi, recuperata da Rukersanve. Antelli, 45 secondi alla fine del primo quarto, passaggio a Michelin, ancora per Antelli, un pick and roll con Carlesso, esce ancora fuori Michelin, passa a Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin, si arresta il tiro di Varaschin fuori, che questa volta anche un po' di sfortuna nel tiro di Varaschin che anche questa volta tocca più volte il ferro prima di uscire. Allora Scanzi, 24 secondi alla fine del primo quarto e 13 sul cronometro. Valenti, finta di tiro, attacco, passaggio fuori per Scanzi e di nuovo per Bona che segna la tripla dall'angolo, più 7 per Orzinuovi, 8 secondi alla fine, un 1 contro 1 Antelli, deve allargarsi però, la palla fuori a Varaschin che prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Scanzi che riesce a scaraventare via il pallone. Finito però il primo quarto sul punteggio di 10-17 per la squadra ospite. Siamo vicini all'inizio del secondo periodo di gioco. La Rukersanve rientra con solo 2 cambi rispetto al quintetto che ha finito il primo periodo. Infatti entra Locci per Carlesso e Masocco per Michelin. Varaschin, Barbone e Antelli restano in terreno di gioco. Invece per Orzinuovi rimangono esattamente gli stessi giocatori che hanno finito il primo periodo di gioco: Bona, Zambon, Touré, Scanzi e Ruggero. Palla in mano Rukersanve, Antelli per Locci, consegnato a Barbon, passaggio per Masocco, 1 contro 1, passaggio fuori per Locci che prova il tiro libero, prova il tiro da solo, sbaglia però al secondo ferro, lo rimbalzo, palla a mano a Touré che col palleggio vivo porta sul pallone, passaggio a Ruggero, pick and roll di Ruggero, passaggio a Scanzi, fuori per Bona, 1 contro 1, fuori per Touré, ancora Ruggero, prova l'1 contro 1 e riesce però a rubargliela e Locci, una serie di contatti, la palla esce ma sono infrazione di 24 secondi da parte di Orzinuovi, quindi palla in mano alla Rukersanve, rimessa dal lato. Antelli pronto a portare sul pallone per la Rukersanve, passaggio a Varaschin, chiama la palla sotto Locci, la riceve, passaggio a Barbon sulla linea di fondo, Barbon, passaggio a Masocco, fuori per Varaschin, ancora Locci che chiama la palla in post alto, fuori per Barbon, prova la tripla, primo ferro, sbaglia, rimbalzo di Bona che prova a correre, si deve fermare, la passa fuori a Scanzi per Ruggero, Scanzi prova il passaggio sotto a Scanzi, rubato però da Masocco. Allora Antelli, molto veloce l'inizio di secondo periodo, Antelli, 1 contro 1 di Antelli, prova il passaggio fuori a Barbon, ci riesce Barbon 1 contro 1, il tiro sbaglia, ancora ferro, fallo però commesso da Locci in attacco e quindi palla persa recuperata da Orzinuovi. Cambio, esce per la Rukersanve Varaschin ed entra Andrea Muner. Bona,
pronto da portare sul pallone. Blocco di Scanzi per Bona che prova l'1 contro 1, passaggio fuori Touré dalla linea da 3, prova la tripla Touré, tripla di Touré che porta vantaggio a più 10 per Orzi Nuovi. E intanto Locci, buon passaggio per Barbon, fuori per Muner, pick and roll di Muner con Masocco, passaggio sotto a Muner, fuori di nuovo per Barboni, di nuovo sotto a Locci. Locci non tira da sotto, ancora fuori per Barboni, il tiro di Barbon a 3, tripla anche da questa parte per Cesare Barbon. Meno 7 Rucchersanve, 13-20 il punteggio, 7 minuti e 55 alla fine del secondo periodo. Ruggero, difeso da Masocco, riesce a superare facilmente la linea di metà campo. Picarol con Bona, ancora Ruggero, fuori per Bona, linea 3 punti, il tiro di Bona, primo ferro, sbaglia però e riesce a recuperare il rimbalzo Antelli. Antelli prova a correre, 1 contro 1 di Antelli, si ferma, torna indietro, la palla a Locci, buon passaggio di Locci per Masocco che la passa fuori ad Antelli, un'altra tripla, secondo di seguito, questa volta di Antelli, meno 4 per la Rucchersanve, 2 triple importantissime per la squadra di casa che riesce a restare attaccata a Orzi Nuovi. Intanto commette fallo Antelli ai danni di Touré, primo fallo personale per Michele Antelli e secondo di squadra di questo periodo per la Rucchersanve. Messa laterale, si prepara Boni, intanto si prepara un cambio per Orzi Nuovi. Touré, passato fuori per Ruggero, prova la tripla Ruggero e tripla di Ruggero, subito in risposta ad Antelli. Antelli, proprio lui, porta sul pallone per Barbon, Masocco, pick and roll con Locci, Masocco fuori per Locci, palla in post per Muner, di nuovo fuori per Locci, passaggio a Antelli che tira un'altra volta a 3 punti e segna 2 triple di seguito per Michele Antelli, non proprio la sua specialità, ma in questo caso ne mette 2 di seguito. Riparte subito veloce Orzi Nuovi con Zambon che prova l'1 contro 1, subisce fallo e saranno 2 tiri liberi, anzi scusate, non è Zambon ma Bona che è partito dal sulla metà campo, è andato fino al canestro ed è subito un fallo. Intanto esce per la Rucchersanve Barbone ed entra Rossetto. 2 tiri liberi quindi per Bona, meno 4 Rucchersanve, vediamo se Bona riuscirà a portare il vantaggio a più 6. Intanto il primo tiro libero lo segna, più 5. Secondo tiro libero 2 su 2 per Bona, cambio anche per Orzi Nuovi, entra Cantone ed esce Touré. Masocco con la palla in mano, passaggio ad Antelli, 1 contro 1 sul fondo di Antelli, buon 1 contro 1, passaggio fuori a Rossetto che però sbaglia malamente, non tocca neanche fare il suo tiro da 3 punti. E intanto Orzi Nuovi riesce a partire subito in contropiede, passaggio in post basso per Piunti, ben entrato, buon passaggio per Cantone che però sbaglia il tiro da sotto e quindi Antelli porta sul pallone per Rossetto in post per Muner, fuori il pallone di Muner per Antelli, Locci, ancora Antelli si allarga la linea da 3, prova l'1 contro 1, Antelli si arresta da 2 punti, Antelli corto questa volta, prova ad arrivarci Muner, non ci arriva invece Zambon che prende palla e la passa a Cantone. Cantone ferma il palleggio, la passa a Bona in post per Piunti, triplicato Piunti, il passaggio fuori per Ruggero che da solo, senza nessuno davanti, mette la tripla del più 9. Antelli per Locci, Rossetto, si prepara Fazioli ad entrare, prova il tiro Masocco, sbaglia da 2 punti Masocco, rimbalzo di Piunti, riparte da solo, però si deve fermare perché è triplicato anche questa volta. Passaggio per Ruggero che raffredda l'azione, doppio pick and roll di Ruggero
fuori per Bona da linea di 3 punti, ancora Bona, 1 contro 1 di Bona, si arresta da 2, Bona sbaglia e fallo di Piunti. Arbitro fischia fallo di Piunti, c'è stato un contatto tra Piunti e Muner, l'arbitro ha deciso per il fallo in attacco di Piunti. Doppio cambio, cambio per entrambe le squadre, entra Fazioli come detto in precedenza per Antelli, invece per Orzinuovi esce Piunti ed entra Valenti. Piunti con 3 falli, il coach deve preservarlo per il secondo tempo. Rimessa di Muner sbagliata completamente da Muner, palla recuperata da Orzinuovi e Masocco deve commettere un fallo per non lasciare 2 punti facili alla squadra ospite, quindi sarà rimessa dal fondo per Orzinuovi. Cantone per Ruggero in post per Valenti, spalle canestro Valenti, prova l'1 contro 1, buon passaggio in mano a Zambon che prova il tiro e subisce fallo commesso da Muner, secondo fallo personale, quinto di squadra. La Ruckersanve era già in bonus, ma comunque fallo su azione di tiro, quindi erano comunque 2 tiri liberi per Zambon. Primo tiro libero, Zambon lo sbaglia per il secondo ferro ed esce il pallone, sempre più 9 per Orzi Basket. Secondo tiro libero, anche questo sbagliato, sempre secondo ferro per Zambon, 0 su 2 il giocatore di Orzi Basket. La Ruckersanve, mancano 4 minuti e mezzo alla fine del secondo quarto, si mette a zona e Orzi Basket riceve la palla Masocco da 3 punti che punisce la zona, meno 6 per la Ruckersanve. Cantone difeso da Fazioli, passaggio a Valenti, Muner cerca di rubargli palla, non ci riesce, allora passaggio a Ruggero per Cantone, pick and roll con Zambon. Cantone ancora 1 contro 1 contro Locci, passaggio in post per Zambon che è contro Fazioli, che è molto più piccolo di lui e molto più magro di lui e riesce facilmente a trovare 2 punti a canestro Zambon. Masocco per Muner, Rossetto piccava con Muner, Rossetto si trova libero dalla tripla, niente, ancora sbagliato per Rossetto che non sembra in giornata dal tiro. Intanto Masocco commette il suo 4º fallo personale, coach Volpato è costretto a cambiarlo, già 4 falli per Masocco, brutta notizia per coach Volpato. Entra Barbone, esce proprio Masocco, vediamo come lo gestirà nel prossimo tempo coach Volpato. Masocco con 4 falli non è per niente una buona notizia per la Ruckersanve, già assenza di Pindalpos non era di buon auspicio, anche il 4º fallo di Masocco non ci voleva proprio. Primo tiro libero di Bona a segno. Si prepara intanto Carlesso ad entrare, probabilmente entrerà per Locci. Entra anche il secondo tiro libero, entra infatti Carlesso, esce proprio come detto in precedenza Locci. Vediamo se l'esperienza di Carlesso riuscirà in qualche modo a far recuperare la squadra di casa qualche punto importante prima della fine del secondo periodo di gioco. Ancora Rossetto, Fazioli per Muner per Fazioli, pick and roll con Carlesso, sotto fuori per Rossetto, prova il passaggio per Carlesso, palla intercettata da Valenti che la butta fuori, sarà rimessa dal lato della Ruckersanve vicino alla linea di fondo e 6 secondi alla fine dell'azione. Rimessa Rossetto per Carlesso per Fazioli, 1 contro 1 di Fazioli, passaggio, prova il tiro, Fazioli viene stoppato da Valenti e finisce, scadono i 24 secondi, palla persa di Ruckersanve, time out per coach Volpato. Rientrano in campo le 2 formazioni, nessun cambio per entrambe le formazioni.
rimessa dal fondo per Orzi Basket dopo la palla persa da parte della squadra di casa per lo scadere dei 24 secondi. Mancano 3 minuti e 11 alla fine del secondo periodo di gioco per poi arrivare alla pausa lunga. Cantone si prova a portare sul pallone, difeso molto vicino da Fazioli. Cantone pick and roll con Ruggero. Cantone fuori per Scanzi, 1 contro 1 di Scanzi, passaggio fuori per Ruggero che prova la tripla, sbaglia questa volta, rimbalzo di Fazioli, passaggio per Rossetto sotto a Varaschin, buon contropiede della Rucker-Sanve, meno 8 Rucker-Sanve, buona difesa, prova tutto campo la Rucker-Sanve a difendere, ce la fa Cantone comunque a oltrepassare la linea di metà campo, passaggio per per Ruggero che prova la penetrazione sul fondo, sbaglia il tiro, rimbalzo di Barbon che lancia subito Rossetto, si ferma da 2 punti, ancora errore di Rossetto ma rimbalzo di Carlesso, buoni 2 punti di Andrea Carlesso sul rimbalzo, e meno 6 per la Rucker-Sanve, buon parziale di 4-0 per la Rucker-Sanve. 1 contro 1 intanto di Valenti, post contro Carlesso e scommette fallo Andrea Carlesso, saranno 2 tiri liberi ai danni di Valenti. E Carlesso è il suo primo fallo personale, nessun problema in questo caso. Primo tiro libero, segno per Valenti che si proverà a tirare il secondo. Due su 2 di Valenti. Fazioli per Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin, il tiro di Varaschin sbagliato, prende il secondo ferro, il rimbalzo di Ruggero che prova subito 1 contro 1, si trova libero da 3 punti, non tira la palla Cantone, 1 contro 1 di Cantone fuori per Scanzi, si trova passaggio a Bona, in post per Scanzi contro Fazioli, sempre più piccolo Fazioli degli avversari, il tiro in allontanamento di Scanzi, bellissimo tiro, 2 punti a segno, più 10 Orzi Basket, passaggio di Varaschin per Barbon, fuori per Carlesso, ma mentre passava la palla a Barbon commette fallo Ruggero e non è in bonus la Rucker-Sanve, quindi sarà rimessa laterale. Cambio sia per la Rucker-Sanve che Orzi Basket. Per la Rucker-Sanve entra Antelli, esce Fazioli, per Orzi Basket tentature ed esce Ruggero con 2 falli personali. Ruggero Carlesso, palla persa da parte della Rucker-Sanve, brutta palla persa, passaggio di Barbon per Carlesso, intercettata dall'avversario e la tocca Barbon che era fuori dal campo e quindi palla persa Rucker-Sanve. Ture, passaggio a Valenti che si libera, passaggio ancora a Ture per Cantone, Ture ancora doppio blocco sotto, fuori per Scanzi, 1 contro 1 di Cantone, passaggio per Valenti che tira, segna e subisce fallo, sarà un tiro supplementare più 12, fallo commesso da numero 8 Rossetto e quindi tiro libero supplementare, si prepara a tirare proprio Valenti, segnato, quindi più 11 Arzi Basket. Antelli, 1 minuto alla fine del secondo periodo, Rossetto per Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, passaggio fuori per Varaschin per Rossetto ancora per Carlesso una finta, prova il tiro da 2 punti, Carlesso sbaglia, fallo però commesso da Varaschin, saranno 2 tiri liberi per Orzi Basket.
fallo invece è commesso non da Varaskin ma dal numero 9 Carlesso, secondo fallo personale di Carlesso. 2 tiri liberi per Cantone, esce intanto per Orzi Basket Scanzi ed entra Zambon. 44 secondi alla fine del secondo periodo, più 13 per Orzi Basket, che potrebbe diventare un più 15 se Cantone realizzasse tutti e 2 i tiri liberi. In difficoltà in questi ultimi minuti del secondo periodo la Rucker-Sanve, che non riesce a trovare continuità in attacco, ma soprattutto subisce troppo in difesa, e intanto ha segnato il primo tiro libero Cantone. Secondo tiro libero 2 su 2 di Cantone, quindi più 15 per Orzi Basket. Antelli sul pallone, subisce fallo da Cantone ed è il primo fallo personale di Cantone. Orzi Basket non è in bonus, quindi sarà rimessa laterale per Rucker-Sanve. Sempre molta difficoltà nell'attacco di Rucker-Sanve fin da subito nel passare la linea di metà campo. Tanto Barbone ha provato la tripla, sbagliata, rimbalzo di Varaskin. 25 secondi alla fine del secondo periodo, 5 sul tabellone 24. Carlesso 1 contro 1, prova il tiro stoppato da Valenti. Allora Touré si ferma e la passa a Bona, che chiamerà l'ultima azione. Mancano 9 secondi. Pick and roll con Zambon. Bona 1 contro 1, fallo commesso da Carlesso, terzo fallo personale di Carlesso nel giro di 2 minuti dalla sua entrata in campo. Non è neanche questa una buona notizia per la Rucker-Sanve. Terzo fallo di Carlesso, anzi scusate, non è fallo di Carlesso ma è fallo di Varaskin, quindi primo fallo di Varaskin, nessun problema. Ne restano 2 i falli per Carlesso. Primo tiro libero segnato da Bona, più 16 per Orzi Basket. Si prepara Bona a tirare il secondo tiro libero, 2 su 2 per Bona, infallibile dal tiro libero. Varaskin 3 secondi, passaggio per Antelli, 2 secondi, prova il tiro Antelli a 3 punti, sbaglia, secondo ferro e pausa lunga per Rucker-Sanve. Vediamo se coach Volpato riuscirà a tirare fuori un po' di grinta dai suoi giocatori. 26-43 il punteggio a favore della squadra ospite. E rieccoci qui per la seconda parte della partita tra Orzi Basket e Rucker-Sanve. Il punteggio, lo ricordiamo, è sul 26-43 per la squadra ospite. Per la Rucker-Sanve in campo entrano il numero 15 Muner, il numero 8 Rossetto, il numero 0 Michelin, il numero 9 Carlesso ed il numero 10 Michelin, scusate, il numero 10 Antelli. Per la squadra ospite Orzi Basket entra il numero 17 Cantone, il numero 16 Scanzi, il numero 13 Zamboni, il numero 20 Ruggeri e il numero 8 Valenti. E rimessa laterale in mano alla squadra ospite di Orzi Nuovi. Si prepara Ruggero, Ruggero a battere la rimessa, palla in mano a Cantone per Scanzi, passaggio a Zambon, in post per Ruggero, 1 contro 1 contro Antelli. Ancora una volta un mismatch in questa partita, sbaglia però questa volta Ruggero, rimbalzo di Rossetto e Antelli per Muner. Rossetto prova subito la tripla, Rossetto corta, sbaglia però, cerca di prendere il suo rimbalzo ma la passa ad un avversario, in questo caso Cantone, che prova subito il contropeso. Passaggio per Scanzi che prova la tripla di Scanzi, porta su più 20, secco il più 20, tondo il vantaggio dell'Orzi Basket. Carlesso in post basso, passaggio per Michelin, non si fida a tirare da 3 punti. Michelin si allarga, prova l'1 contro 1, adesso la palla fuori per Muner, la tripla di Muner, risponde subito Andrea Muner con una tripla dall'angolo. Passati poco più di un minuto e subito 2 triple da una parte e dall'altra del campo. Cantone difeso da Michelin, passaggio a Scanzi fuori per Zambon per Ruggero,
uno contro Antelli. Ruggeri ancora il tiro, però lo sbaglia, recupera però il rimbalzo Valenti che prova il tiro, lo sbaglia. Una serie di rimbalzi che questa volta riesce Zambon a toccarla fuori per Cantone, che è libero a 3 punti, non fallisce questo regalo. Altra tripla e passaggio di Antelli per Carlesso, ancora per Antelli, 1 contro 1 di Antelli, può tirare, passaggio fuori per Michelin che tira 3 punti, sbaglia. Tocco di Carlesso, rimbalzo proprio di Michelin che la ripassa fuori Muner, passaggio ad Antelli, pick and roll con Muner. Antelli 1 contro 1, si arresta, prova il passaggio, lo sbaglia, recupera palla e Zambon lancia Ruggero per Scanzi, per Cantone, fuori lì ancora libero Cantone a 3 punti, infallibile Cantone, altri 3 punti che portano il vantaggio a più 23, il massimo vantaggio in questa serata per Arzi Basket, e time out chiamato subito da coach Volpato. Rientra in campo sia Ruker Sanve che Arzi Basket, brutta batosta da parte dell'Arzi Basket che entra in questa seconda parte della gara come era uscita dalla prima, forte in attacco e forte in difesa, e la Ruker Sanve purtroppo non riesce ad arginare i loro attacchi, e in difesa e in attacco fa molta fatica. Intanto Carlesso, buona azione questa volta della Ruker Sanve, Carlesso un bel assist per Muner che segna da sotto libero. Buon rientro dal time out per la Ruker Sanve. Intanto difesa ancora Valenti, liberissimo, 3 punti, sbaglia questa volta Valenti e recupera palla Muner, passaggio per Michelin, però ancora una volta libero da 3 punti un giocatore dell'Arzi Basket, e intanto Michelin mette un piede sulla linea del laterale e perde il pallone, quindi palla recuperata da Arzi Basket, passaggio per Scanzi che prova a battere Rossetto, deve fermarsi e rientreggiare, passaggio per Cantone, ancora per Scanzi per Ruggero che prova l'1 contro 1 e subisce fallo prima del tiro da Antelli. Rimessa al laterale per Arzi Basket. Il secondo fallo personale per Antelli, primo di squadra di questo terzo periodo di gioco. Palla in mano a Cantona, serie di blocchi per liberare Ruggero, chiama sotto il passaggio Zambon, non la riceve, Ruker Sanve quasi ruba il pallone, ma la palla va in mano a Scanzi che prova la tripla, un'altra tripla di Scanzi, questa volta non era libero, ma è stato molto bravo Scanzi a fare un passo di arretramento e tirare in faccia all'avversario. Non era per niente facile, ma quando va tutto bene. Prova a rispondere Muder, ma prende il primo ferro la palla ed esce, rimbalzo di Valenti, passaggio lungo per Scanzi che finta un'altra tripla, attacca e subisce fallo da parte di... Questa volta il fallo è stato commesso da Rossetto, secondo fallo personale, 2 tiri liberi per Scanzi. Primo tiro libero di Scanzi, segnato 1 su 1. Secondo per Scanzi per portare il 2 su 2 di Scanzi, più 26 il vantaggio del Arzi Basket. Antelli, 1 contro 1 di Antelli, passaggio fuori a Michelin, Rossetto prova la tripla, Rossetto tripla, prima tripla di serata per Rossetto, ne aveva sbagliate prima di questa, non sembrava molto in giornata questa volta, però la mette. E zona chiamata da coach Volpato per la Ruker Sanve, vediamo se porterà qualche vantaggio per la squadra di casa. Intanto Zambon, Scanzi, buona circolazione di palla, Valenti in post, quasi rubata da Muner, Ruggero, e questa volta la ruba Carlesso che parte in contropiede, Antelli 1 contro 1 fondo campo, Antelli fuori per Rossetto, Michelin
Michelin per Muner, 1 contro 1 di Michelin che subisce fallo di Scanzi e rimessa laterale per la Rukersanve. Primo fallo personale e secondo di squadra. Cambio nelle file dell'Orzi Basket, esce Zambon ed entra Piunti. Piunti, ricordiamo, con 3 falli personali. Rossetto, Antelli per Muner, ancora consegnato per Antelli, pick and roll con Carlesso. Antelli si allarga, Carlesso è libero, non viene passata. Muner 1 contro 1, passaggio per Michelin che non riesce a tirare prima della fine dei 24 secondi e palla recuperata da Orzi Basket. Passaggio lungo a sorpresa per Piunti, Carlesso però non ci casca e riesce a difendere, quindi ricomincia da capo Orzi Basket, sempre a zona Rukersanve. Piunti, 2 punti facili per Piunti, appena entrato. Questa è stata la risposta del coach dell'Orzi Basket alla difesa zona della Rukersanve. 1 contro 1 di Antelli, buon passaggio per Michelin che sbaglia, libero sotto, prende rimbalzo Carlesso segna 2 punti facili. Intanto siamo subito dall'altra parte del campo e segna una tripla, ancora una volta Cantona libero sulla linea da 3 punti. Un'altra tripla per Orzi Basket. Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Carlesso, prova di 2 punti. Carlesso non tocca neanche il ferro. Lancio lungo per Ruggero, anche qui fortunati, bravi ma anche fortunati in certe occasioni. La palla l'aveva intercettata Michelin, è arrivata però per molta sfortuna in mano a Ruggero che segna 2 punti facili. Cambio nelle file Rukersanve, esce Carlesso ed entra Locci. Anche per Orzi Basket c'è un cambio, entrerà Touré ed è uscito Cantona. Rimessa dal fondo per la Rukersanve, passaggio per Locci, consegnato ad Antelli, in punta Antelli, doppio blocco per Muner per Locci. Michelin 1 contro 1 di Rossetto, si arresta il tiro a 2, Rossetto sbaglia, recupera palla Locci che segna 2 punti facili da sotto sul rimbalzo. Touré, si preparano 2 cambi per la Rukersanve, entreranno Barbon e Varaskin, vediamo per chi. Intanto Touré, ancora zona Rukersanve, fuori per Ruggero. Touré, Scanzi, la tripla infallibile Scanzi questa sera dalla linea da 3 punti, altra tripla per Orzi Basket. Non sembra dare i suoi frutti la zona della Rukersanve, che intanto attacca con Locci in post per Muner che prova il tiro sbagliato, rimbalzo di Scanzi di serata di grazia, passaggio per Ruggero, passaggio in post per Valenti, 1 contro Locci, fallo, passi fischiati dall'arbitro commessi da Valenti. Cambio, come preannunciato entrano Barbon e Varaskin, escono Muner e Michelin. Rimessa dal fondo per la Rukersanve, si prepara Varaskin, passaggio per Antelli. Rossetto fuori per Barbon, buon passaggio di Barbon per Locci che segna altri 2 punti facili da sotto. Touré, più 26 per Orzi Basket, 40-66 il punteggio, mancano 2 minuti e 15 alla fine del terzo periodo di gioco e intanto ruba palla Locci e va a schiacciare in contropiede facile. Prova una accenno di pressione alla Rukersanve, Orzi Basket riesce facilmente a superarla con Bona appena entrato e che controlla il pallone, pick and roll con Valenti, ancora Bona, passaggio di schiena per Touré, partenza di Touré violata però con un'infrazione di passi e quindi palla persa di Touré e palla recuperata da Rukersanve. Time out per Orzi Basket
punteggio di 42-66, 1 minuto e 50 alla fine del terzo periodo di gioco. Rientrano in campo le due formazioni, palla recuperata da Ruker Sanve, sarà rimessa laterale, si prepara Varaskin, Antelli porta sul pallone difeso da Touré, Rossetto per Barbon che prova libero la tripla, sbaglia, corta, neanche lui in serata oggi, di solito la tripla è nelle sue corde, non è riuscito a segnare neanche una oggi, tutte corte. Attacca intanto Bona, sbaglia contro Antelli e recupera palla Barbon, uno contro uno di Barbon, passaggio per Varaskin, Rossetto, pick and roll con Varaskin, passaggio sotto per Varaskin che non riesce a controllare il passaggio, recupero di punti, passaggio per Valenti, fuori per Touré per Piunti, ancora Ruggero, uno contro Rossetto, Ruggero, passaggio per Bona, facili, 2 punti, ottima uscita dal time out per Orzi Nuovi. Ruker Sanve in difficoltà quando Orzi Nuovi gioca così in velocità, e intanto Varaskin fa un'ottima cosa, una finta, Touré salta e Varaskin tira, segna e subisce fallo, sarà un tiro supplementare. 47 secondi alla fine del terzo periodo di gioco, il risultato è si trova sempre in vantaggio Orzi Basket di 24 punti, un vantaggio che gli permette di giocare con tranquillità. Intanto un tiro libero supplementare, come dicevamo, per Varaskin. Piccola pausa per asciugare il campo dopo la caduta di Touré. Adesso si può continuare. Primo tiro libero sbagliato da Varaskin, rimbalzo di Valenti, Touré porta sul pallone, raddoppiato ma riesce a passare il pallone a Piunti, lancio per Ruggero che chiama il pick and roll con Valenti, invece decide la penetrazione sul fondo e buonissimo passaggio a Bona che salta per tirare al tabellone e subisce fallo commesso da Barbon e 2 tiri liberi per Bona. Primo tiro libero a segno per Bona, 1 su 1. Due su 2 per Bona, rimessa da Ruker Sanve, Antelli. 25 secondi alla fine del terzo quarto. Ancora Antelli. Passaggio per Rossetto sotto per Varaskin prova l'1 contro 1, buon movimento di Varaskin, 2 punti facili per Varaskin al tabellone, più 24. A Orzi Basket 5 secondi alla fine. Ruggero prova passaggio a Piunti, fuori per Bona, prova la tripla Bona, sbaglia. Finisce qui il terzo periodo di gioco, punteggio di 46-70 a favore degli ospiti di Orzi Basket. E si preparano le due formazioni, le ultime indicazioni da parte dei due coach a rientrare in campo. Per la Ruker Sanve entrerà Antelli, Barbon, Masocco con 4 falli, deve fare attenzione se vuole giocare tutto l'ultimo quarto periodo. Locci e Varaskin. Per Orzi Basket Touré, Ruggero, Bona, Piunti e Valenti. Il possesso è per la Ruker Sanve, si prepara Varaskin a battere la rimessa laterale. Passaggio ad Antelli, difeso da Touré. Antelli, passaggio a Varaskin, in post per Locci, fuori per Barbon. 1 contro 1 di Barbon che si arresta, il tiro da 2 punti di Barbon sbaglia e rimbalzo di Piunti. Passaggio per Bona che corre ma deve fermarsi. Bona per Touré.
Touré sotto per Piunti, 1 contro 1 di Piunti contro Varaskin, raddoppiato da Locci che si perde e Valenti che segna 2 punti facili da sotto. Barbon 1 contro Bona e subisce fallo proprio Barbon commesso da Bona. Il secondo fallo personale di Bona, il primo fallo di squadra per Arzi Basket in questo quarto periodo di gioco. Barbon per Antelli, scusate, per Locci, non ha trovato libero Antelli adesso riceve palla. 1 contro 1 di Antelli contro Valenti, il tiro di Antelli sbaglia, rimbalzo però, tocco di Locci, riesce a passarla a Masocco che prova la tripla da 3 punti, sbaglia, rimbalzo però di Locci, il tiro di Locci sbagliato ancora una volta, secondo ferro, anche qui un po' di sfortuna. Touré, 1 contro 1 di Touré, deve fermarsi, allora passaggio fuori a Valenti, di nuovo per Touré che riorganizza l'azione d'attacco. Touré 1 contro 1 contro Antelli e subisce fallo prima del passaggio e quindi sarà normale rimessa laterale. Primo fallo di squadra per Lucas Sanve in questo ultimo periodo di gioco. Cambi nelle 2 formazioni per Orzi Basket, entra Zambon e Scanzi ed esce Ruggero e Valenti. Per la Rucker Sanve invece esce Antelli ed entra Fazioli. Rimessa dal fondo, si prepara Scanzi. Scanzi, passaggio per Bona. Bona si accentra, passaggio per Scanzi, una finta da tiro da 3 punti, non ci casca Barbon, passaggio sotto per Zambon, 1 contro 1 di Zambon contro Varaskin, passaggio fuori a Touré da 3 punti, sbaglia sulla sirena, tocco di Piunti che la butta fuori e quindi palla al possesso della Lucas Sanve. Subito velocemente Fazioli cerca di organizzare l'azione d'attacco, chiama un gioco, passaggio a Varaskin, Barbon e passaggio brutto di Barbon per Masocco, viene intercettata da parte di Bona che si lancia in contropiede da solo e segna 2 punti facili. Ancora allora l'azione d'attacco per la Lucas Sanve, Fazioli per Varaskin per Masocco da 3 punti, tripla di Masocco. 7 minuti e 40 alla fine della partita. Passaggio di Touré per Piunti, palla recuperata da parte della Lucas Sanve. Fazioli per Varaskin, ancora per Varaskin. Locci per Fazioli, prova la tripla, Fazioli sbaglia, primo ferro, prova a prendere il rimbalzo Masocco e lo sovrasta Zambon che però tocca e la palla esce, quindi sarà rimessa per la Lucas Sanve. Altro cambio per la Lucas Sanve, esce Barbon ed entra Michelin. Michelin proprio appena entrato, Fazioli per Varaskin, ancora per Fazioli, pick and roll con Locci, Michelin, 1 contro 1 di Michelin contro Touré, passaggio fuori a Masocco, però prima Touré commette fallo ai danni di Michelin, sarà rimessa dal fondo per la Lucas Sanve. Il terzo fallo personale per Touré e il secondo di squadra per Arzi Nuovi. Si prepara Fazioli per Varaskin, passaggio ancora a Fazioli, si accentra, passaggio a Michelin a Varaskin per Masocco, pick and roll con Varaskin, passaggio a Fazioli che deve tirare, scadono i 24 secondi, ma prima dello scadere l'arbitro ha fischiato passi da parte di Fazioli, quindi comunque palla persa per la Lucas Sanve. Touré per Bona, ancora Touré
Touré per Scanzi che prova passaggio sotto a Zambon, 1 contro 1 di Zambon contro Locci, viene raddoppiato fuori per Scanzi, 1 contro 1 di Scanzi, prova il tiro Scanzi, sbaglia secondo ferro, rimbalzo però di Piunti, cerca di rubargli la Varaschin, riesce Piunti a lanciarla fuori a Scanzi, 1 contro 1 di Scanzi, passaggio sotto a Bona, passaggio a Piunti, una serie di buoni passaggi, sbaglia Piunti, però ancora rimbalzo di Piunti, sbaglia di nuovo e rimbalzo ancora di Zambon che la passa fuori a Touré, 1 contro 1 di Touré, passaggio per Piunti, però la tripla, Piunti sbaglia, questa volta riesce da Lucas Sand ad amministrare il rimbalzo con Varaschin, passaggio a Fazioli, sotto in post per Locci, fuori per Masocco, prova la tripla Masocco, sbaglia il rimbalzo di Bona, si prepara intanto Andrea Carlesso, entrerà per Lucas Sand, Scanzi si ferma, passaggio per Zambon, un post basso per Scanzi contro Michelin, una serie di spallate da parte di Scanzi contro Michelin, fallo fischiato in attacco dagli arbitri da parte di Scanzi. Intanto entra come preannunciato Carlesso e esce Locci. Rimessa laterale per Lucas Sanve, Fazioli, 5 minuti alla fine della partita, il punteggio di 49 per Lucas Sanve, 74 per Arzi Basket. Attacca Varaschin, prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Piunti, buon contropiede, facile, Piunti, passaggio per Zambon che con un terzo tempo senza nessuno che non contrasti segna 2 punti facili alla tabella. Michelin per Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, 2 punti facili, mezzo gancio di Carlesso, si prepara il Rossetto ad entrare, Touré, 1 contro 1 di Touré, doppio cambio per Lucas Sanve, Rossetto e Antelli, palla recuperata quasi da Michelin che la tocca ma la butta fuori, e sarà rimessa laterale per Arzi Nuovi. Entrano come detto Rossetto e Antelli, escano Varaschin e Fazioli. Rimessa laterale per Arzi Nuovi, Touré chiama il pick and roll con Scanzi, passaggio sotto a Scanzi, fuori per Piunti da 2 punti, Piunti facile il tiro dalla media per Piunti che segna 2 punti. Carlesso in post, 1 contro 1 di Carlesso contro proprio Piunti, fuori per Masocco, il tiro a 3 punti di Masocco, tripla di Daniele Masocco. 4 minuti alla fine della partita, Bona con la calma che le consente il punteggio attacca, passaggio sotto a Piunti, fallo commesso da Rossetto, scusate, ai danni di Piunti, sarà rimessa dal fondo, si prepara Bona per Scanzi che non tira da 3 punti, la passa a Touré per Bona in posta per Zambo, difeso molto bene da Carlesso, sbaglia Zambon, Carlesso recupera il rimbalzo, parte in contropiede Michelin, la passaggio fuori a Masocco che dall'angolo segna un'altra tripla, seconda di seguito per Masocco, 57-78 il punteggio. Zambon prova a pressare un po' la Lucas Sanve, attacca Scanzi, fuori per Bona, recupera bene Masocco, prova il tiro, Bona sbaglia e il rimbalzo cercato da Zambon, però esce il pallone, quindi sarà rimessa per la Lucas Sanve. Antelli avanza col palleggio, palla Rossetto consegnato a Masocco,
per Michelin, fallo in attacco questa volta commesso da Rossetto ai danni di Piunti. Cambio per Orzinuovi, scusate. Entra il numero 15 Fatello ed esce il numero 16 Scanzi. L'arbitro fa un richiamo verbale a Piunti e a Rossetto per qualche contatto di troppo negli ultimi minuti di gioco. Rimessa dal fondo dopo il fallo in attacco di Rossetto per Orzinuovi. Passaggio a Touré, avanza in palleggio difeso da Antelli. Touré per Zambon, Bona, passaggio sotto a Touré 1 contro 1, passaggio a Piunti che segna 2 punti facili in questi 2 punti. Antelli passa facile su Touré, ma quando si trova sotto canestro sbaglia il tiro, rimbalzo di Piunti 1 contro 1 e fallo commesso da Rossetto ai danni di Piunti. 2 tiri liberi per Piunti perché la Rukersam va in bonus ed è il quinto fallo di Rossetto. Esce, entra Coach Volpato, fa entrare Varaschini. Bona pronto alla rimessa per Piunti. Touré 1 contro 1 di Touré, Piccarol con Zambon, fuori per Bona. Bona lancio lungo per Fatello che la palla viene recuperata da Michelin, non riesce però a passarla, palla persa da Bona. 1 contro 1 di Varaschini, il tiro sbaglia da solo Varaschini, il tiro, rimbalzo di Carlesso, si gira, sbaglia anche Carlesso, rimbalzo di Piunti. Con calma Touré, mancano 2 minuti alla fine della partita, 57-80 il punteggio. Touré contro Piccarol con Zambon, fuori per Piunti, lancio lungo Fatello ancora 1 contro 1, 2 punti di Fatello appena entrato. Michelin, ancora Michelin, 1 contro facile contropiede di Piunti concluso da Bona e time out chiamato da Coach Volpato. 1 minuto e 30 alla fine della partita, 57-84 punteggio a favore della squadra ospite di Orzi Basket. Rientrano in campo le 2 squadre e la palla è in mano alla Rukersam. Si prepara per la rimessa Michelin, non c'è nessun cambio nelle 2 squadre dopo il time out. Passaggio di Michelin per Antelli, Basocco in post per Carlesso, fuori per Varaschin. Antelli 1 contro 1, Antelli fuori per Carlesso, Masocco 1 contro 1, Antelli, la tripla di Antelli, sbaglia, rimbalzo di Carlesso, il tiro, buoni 2 punti di Carlesso su rimbalzo. 1 minuto e 15 alla fine della partita. Touré avanza il pallone col pallone nelle mani, difesa forte di Antelli, passaggio di Piunti per in post basso, Zambon fuori a Bona, 1 contro 1 di Bona, il tiro segna, Bona segna col fallo e sarà un tiro libero supplementare. Mancano 55 secondi alla fine della partita, ormai decisa. Non c'è stata nessuna sorpresa nel pronostico prima della partita, la prima in classifica contro la 14ª. Segna il tiro libero supplementare Bona. Antelli,
passaggio sotto a Varaskin, la tocca a Piunti, passaggio e palla rimessa dal fondo per la Ruquersanve. Masocco per Antelli a Varaskin, 1 contro di Antelli, prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Piunti, 35 secondi alla fine, Touré, passaggio per Zambon che prova l'1 contro 1, subisce fallo di Michelina e Dani Zambon, saranno da 2 tiri liberi. Si prepara a tirare i 2 tiri liberi Zambon. Sbaglia il primo tiro libero Zambon. Si prepara al secondo. Segna il secondo, 1 su 2 per Zambon. Antelli, ultimi 30 secondi della partita, ormai decisa come dicevamo. Masocco per Antelli 1 contro 1, fallo subito da Antelli e non è in bonus Orzi Basket, quindi sarà rimessa laterale. Antelli 1 contro Bonas, si gira il resto e tiro di Antelli, 2 punti, 15 secondi alla fine, probabilmente si chiude qui la partita. Vediamo se Orzi Basket attaccherà ancora o si fermerà. Fatello, si finisce qui la partita. Touré chiama la palla e i giocatori si battono il 5 a vicenda. Finisce qui la partita sul punteggio di 61-88 in favore della squadra ospite di Orzi Nuovi Basket. Partita senza storia dopo il primo quarto e mezzo. Nella metà del secondo periodo Orzi Basket è riuscita a andare via con una serie di triple dopo la zona della Ruquersanve e di fatto lì la partita si è conclusa. Ripetiamo il punteggio 61-88 vince Orzi Basket. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.